Prego. Presidente, oggi è una testimonianza importante di quanto i giovani possono fare la differenza, soprattutto dove tradizione e innovazione vanno a braccetto sulla base di una qualità dove noi siamo leader, la nostra regione. Ma guardi, io le dico che non manco mai a Oscar Green dei Coldiretti, perché è l'occasione per sottolineare proprio questo aspetto, un'agricoltura che cresce, che innova, che cresce a due cifre con i giovani in agricoltura, che portano sostenibilità, innovazione, ricerca e soprattutto nuovi prodotti che comunque anche nell'agricoltura dei giovani sono prodotti quantomeno biologici. Presidente, Oscar Green ha fatto tappa qui a Rovigo, un territorio dalla vocazione prettamente agricola. Qual è anche il messaggio che vuole portare? Beh, hanno fatto bene a scegliere Rovigo e faccio i miei complimenti al Presidente Salvan, so che questa è la sua terra, è la sua provincia, però è pur vero che la dimensione agricola di Rovigo non è irrilevante, è una produzione agricola di tipicità, di grandi produzioni e penso che essere qui sia un'ulteriore di dimostrazione di vicinanza di Coldiretti ma del Veneto tutto anche a questa provincia.